Settima corsa, una prova per allievi con cavalli di 4 anni. 1 Earthquake, 2 Eleftheria, 3 Scamotage B, 4 Emily Mark, 5 Air Aval, 6 Elena. Start che si prepara al lancio, si ritrae completamente dal lancio Emily Mark. Si parte con in 1 metro al comando Escamotage B nei confronti di Eleftheria che prova a lasciare di fuori Air Aval che sbaglia. Così rimane terza posizione in corda Elena numero che precede 5 Earthquake, Aval squalificato. 200 metri del leader in 15,4, rallenta il ritmo ora Salvatore Piscoglio in salchi a Escamotage B, che va a completare così un quarto di gara di tutto comodo, addirittura in 32,1. Ripetiamo, numero 5 Aval squalificato. Sulla curva di sinistra Escamotage B guida nei confronti di Eleftheria, si scopre all'esterno Elena che precede sempre Emily Mark ed Earthquake. 16,7 anche per la curva di sinistra. Prosegue a ritmo molto blando il figlio di Cantaball, Princess Griff, che ora inizia ad accelerare in progressione dopo la mossa esterna di Elena. 15,2 davanti alle tribune, 1,4 per il primo giro, Escamotage B in netto vantaggio, Eleftheria in seconda posizione, all'esterno Elena, in corda Earthquake, poi Emily Mark. Se ne va il primo chilometro in 1,19,9, Escamotage B sempre in vantaggio, nella sua scia rimane Eleftheria, scatta in terza ruota Emily Mark che aggira Elena e cerca di portarsi sulla testa della corsa. Scavalcando Eleftheria, la retta di là in 14,3 per Escamotage B che ha preso vantaggio nei confronti dei rivali, Emily Mark che passa seconda, però sbaglia. Poi Eleftheria, quindi anche Elena in difficoltà di Emily andatura. Mark squalificato. Quando siamo a 200 dalla conclusione in vantaggio Escamotage B nei confronti numero di Eleftheria, 6 poi Elena Earthquake nel finale Escamotage B che controlla e viene a vincere facile, mentre per il secondo posto Earthquake viene a battere Eleftheria. 30,5 ad arrivare, 1,18 il ragguaglio cronometrico per il successo di Escamotage B. Sasi Piscoglio in salchi, Andrea Vitagliano al training, Vincenzo Vitagliano alla proprietà del 4 anni da Cantaball e Princess Griff che vince in passeggiata, lo rivediamo nelle immagini, tutto in mano Sasi Piscoglio con Escamotage B che porta a casa il successo al secondo Earthquake e Sara Mangoni.